Cari amici di Venezia Channel, eccoci arrivato al 10° appuntamento di Conversazioni, il new format dedicato appunto all'incontro tra amici, ma non solo. Oggi con una puntata speciale. Ancora qualche minuto di attesa, mandiamo la sigla a pochi secondi e poi ritorniamo qui in diretta. Quindi attendete la sigla che come al solito è spettacolare, è una nostra sigla ovviamente. Ed eccoci ritornati in diretta e andiamo a svelare un po' questa puntata particolare che avrete già letto nel post di presentazione. È una puntata un po' che effettua una triangolazione. Chiara ha avuto una bella idea, ha detto vi porto a conoscere una mia amica dove? In Brasile. Quindi partiamo prima dalla nostra ospite brasiliana che è Andrea Ferreira. Poi abbiamo ovviamente Chiara che è stata la promotrice di queste idee, lei ormai da Roma gestisce tutto il mondo, non solo Roma, e con noi c'è anche Caroline che è allora come potremmo dire, è una brasiliana trapiantata a Roma, ma poi, cioè a Roma, a Padova. Padova. E dopo ci racconterai, ognuno di loro ha una storia particolare, quindi io prima di tutto partirei da Chiara che ci presenti un attimino Andrea, perché so che fra di voi c'è un'amicizia che adesso ci spiegherai da dove arriva. Chiara, a te. Sì, non solo un'amicizia, Andrea è stata maestra di canto fino a che è stato possibile fare arte, insomma, che non si è bloccato tutto. E Andrea è un soprano lirico, ma non solo, canta anche musical e musica leggera e ho avuto l'onore di condividere con lei un palcoscenico in un musical dedicato ad Anna Frank. Poi non solo è stata invitata come artista, ma anche per la sua passione particolare per il vino, che non è solo una passione, è stato anche un mestiere, giusto Andrea? È tuttora, me lo porto avanti in parallelo. Infatti Andrea, la cosa che mi è piaciuta molto quando Chiara mi ha detto questa opportunità di andare a trovare una persona in Brasile è che tu dall'arte sei passata poi a un'altra arte, un'altra passione che è quella del vino. Anzi, mi dicevi che il passaggio è stato un po' particolare. Partiamo da questo, dall'olio, no? Eri una grande appassionata di olio. Facciamo questa parentesi tanto per introdurre un po' un tema nuovo. L'olio. L'olio, allora intanto buonasera a tutti perché lì è già sera, qui ancora alle 2 di pomeriggio a San Paolo, come vedete bello chiaro, un po' bruttino il tempo. Sì, è partita dall'olio, sono una grandissima appassionata di olio da sempre e ho vissuto un po' di anni a Verona e quindi parliamo del fine 1998 e quindi i primi 2000. In quegli anni lì insomma ho incominciato a visitare un po' le aziende intorno a Verona eccetera e facendo amicizia mi davano il pass per andare al Sol, a Vinitali e quindi io andavo non per il vino ma andavo per l'olio e piano piano questa cosa è cresciuta, infatti io ho iniziato dopo che mi sono trasferita comunque dal Veneto nelle Marche, lì ho fatto un corso di olio, la primissima cosa di quelle che ho voluto fare legate diciamo al mondo enogastronomico. E lì ho conosciuto tantissimi o aspiranti sommelier o appassionati comunque di vino o anche sommelier che solitamente infatti fanno il percorso inverso, partono dal vino, arrivano all'olio e mi hanno molto spronata, ecco, perché ho capito lì effettivamente di avere un buon palato, un bel naso, insomma tutte queste cose qua che sono importanti insomma per questo mestiere
E lì, ecco, piano piano è cresciuta sta voglia, ma molto piano, perché avevo una certa insicurezza rispetto all'alcol. Dopodiché, niente, ho incominciato a partecipare a delle cene, una qua, una là, saltuariamente, e poi è partito, ho deciso di iscrivermi ai corsi ICE, e lì ho fatto tutto d'un colpo, sono diventata sommelier, Sei e in diventata seguito... anche relatore, degustatrice, cosa mi dicevi? Degustatrice? Esatto, in seguito ho fatto anche il corso da degustatore ufficiale, il quale poi sono passata, quindi è stato, e sono un degustatore ufficiale ICE e ho Adesso qui partecipato a ho una molti sorpresa che non è una sorpresa, ma che comunque... vediamo. Eccoti qua, Sì, eccoti qua. Qui sei quando con la Bella. divisa ICE, la giusto? E divisa sei ICE. in... Dove sei? Da Sono Berlucchi? Da Berlucchi, esatto, da Berlucchi, dove lì solitamente, non so se tuttora lo fanno lì, quando tu ricevi, ti fanno, diciamo, una cosa molto ufficiale, ti consegnano i diplomi in un'azienda di rilievo, eccetera, no? E quindi lì è stata la Berlucchi, siamo andati lì. Ed è stata una bellissima giornata, insomma, mi è piaciuto molto perché mi sono estremamente appassionata e sono una molto che va molto in giro, sono andata moltissimo in giro da sola, ho visitato tantissime aziende, ma non solo in Italia, ma un po' nel mondo, dove ho viaggiato, in Francia, in Spagna, Portogallo, ovviamente quando vengo in Brasile, ma più che altro qui, se non riesco a raggiungere un'azienda, cerco di assaggiare quello che posso del Sud America quando sono E qui qui. dov'eri? Questa immagine invece Ah, dov'eri? questo era in Dimmi. Portogallo, da una mia amica produttrice di vino, strapremiata con i suoi vini, nella zona del Dão, che è una zona centro-nord, molto intorno ai boschi, proprio una zona diversa Infatti dove... vediamo dietro di te, alle tue spalle, si vedono già i boschi proprio che si affacciano sulla terrazza, no? Esatto, è un territorio fantastico per la produzione di vini, infatti lei ha una produzione straordinaria, che è Giulia Kemper, winemaker, è bravissima, e diciamo che la sua fazenda, dove c'è tutta questa produzione, è bellissima, io l'ho trovata poi, ma lei vive a Lisbona, l'ho trovata lì, poi un giorno ho passato con lei nella sua azienda a assaggiare tutti i suoi vini, a degustare, eccetera, eccetera. Insomma, il Ma Portogallo è quindi le hai bevute tutte e quattro, quelle bottiglie? Guarda, abbiamo aperto tutte, abbiamo visitato, no, ce l'ho ancora nel cuore, sta cosa. Poi mi sono portata le bottiglie dietro perché in quel viaggio avevo la macchina e quando viaggio in macchina, cioè, non era Allora, questo. io adesso qui ho un'altra immagine che addirittura ha in mano due bicchieri, proprio non Ah, ci beh, sei. Qui dov'eri? questo sono nelle Marche, nella zona del Piceno, a visitare un'azienda, una produttrice. Lì siamo sul Rosso Piceno, la Passerina, Pecorino. Infatti sono due bicchieri presi perché era stata, diciamo, da poco, no? Messo il vino in acciaio, ancora stavano, diciamo, era tutta, insomma, tutto quel primo processo, quando prendi ancora i bicchieri e senti il frutto, non senti altro, è tutta una Si può meraviglia. dire Infatti l'avevo che, fatto... si può dire che è una prova di botte, insomma, cioè ancora il vino è ancora lì, insomma, molto fresco, insomma, Esatto, tutto in acciaio che te lo stilano lì in quel momento e te certo. lo fanno assaggiare quando ancora sono i primi tempi, diciamo. E io adesso Prim- chiuderei perché sennò poi togliamo tutto il tuo, tutta la tua arte. L'ultima immagine che mi piace far vedere è questa perché ti hanno dedicato anche una copertina. Sì, Che Insomma, sì, bella! sì, sì. Qualche anno fa, sì, sì, Sommelier Marche Magazine, perché per un periodo ho anche collaborato con loro, si visitava le aziende, eccetera, eccetera, e allora diciamo che il direttore ha detto vogliamo fare una copertina, ho detto come? Cioè, a me sta cosa. No, 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 vogliamo fare, c'ho un'idea. E ho detto, vabbè, allora non dico di no, insomma, mi fa piacere. E allora in certo. quell'anno è stata fatta questa Complimenti, copertina. complimenti. Grazie. Perché in realtà Caroline, lei vuol fare un po' il percorso tuo, ma inverso, nel senso che le piacerebbe, è venuto da me e ha detto, ma io ho un sogno nel cassetto, quello di raccontare
ai miei amici, alle persone dal Brasile che conoscono l'Italia, però in maniera spesso superficiale o ridotta, conosci Roma, Firenze, cioè Venezia anche, però le cose un po' più scontate, vorrei portarli a vedere i tesori più nascosti e soprattutto quelli legati a questi territori appunto vitivinicoli, quindi di queste aziende, tra l'altro che sono cresciute tantissimo, perché ormai le aziende vinicole, almeno qui nel Veneto per la nostra cosa, sono diventate dei piccoli parchi, delle aziende agricole, ma veramente dove puoi imparare di tutto. E quindi noi abbiamo incominciato in realtà dal Carnevale di Venezia, perché abbiamo fatto delle immagini bellissime, solamente che poi dopo 2 giorni è arrivato il Covid, magari c'era già da prima. Sì. Però hanno chiuso tutto e quindi non abbiamo potuto mettere in onda questo bellissimo documentario, questo reportage che avevamo fatto in lingua poi, Caroline, vero? È stata una cosa... Sì, in portoghese abbiamo fatto, sì. Siamo andati a Venezia e lì abbiamo visto un po' il carnevale, poi siamo andati ad un baccaro, vero Luigi? Sì, un È baccaro molto bello, una cosa caratteristico. caratteristica e poi che non è tanto conosciuta in Brasile, credo che queste sono le cose che poi diventano di interesse, no? Perché sono posti che non sono conosciuti lì, quindi credo che ci sia ancora tante cose da far vedere. Poi i brasiliani sono innamorati dell'Italia, quindi credo che ci sia tanto ancora da raccontare, poi specialmente in questi posti dove non è tanto turistico. E Quindi poi aspettiamo. ci sono delle caratteristiche che penso neanche Andrea conoscerà, perché ad esempio c'è tutta la zona del Soave che ha anche questa nuova bollicina che non è nuova, è sempre esistita, però Il adesso Durello? il Durello. Ah, beh, vedo che sei informatissima. Per Cioè, forza. Il mio stage del Wine Export Management, che ho fatto un master, il mio stage io l'ho fatto nel fantastico consorzio di Soave. Quindi hai conosciuto Lorenzoni, il alla direttore? grande, ci sono stata alla grande. Ho allora... partecipato alle manifestazioni, infatti volevo sottolineare che mi ha veramente colpito queste bollicine. Io però non sono un'appassionata di bollicine, quindi già come premessa io sono rimasta innamoratissima del Durello, ho conosciuto una realtà straordinaria. L'abbiamo portato a Venezia e proprio in questo reportage avevamo brindato con un Durello. No, allora forse conoscerai anche Sandro De Bruno. No. Adesso così. No. Comunque è un produttore di quelli a cui siamo molto affezionati e appena tu riuscirai a tornare prima o poi, chissà, forse un aereo ci sarà, poi dovrai farti la quarantena e poi insomma ti libereranno, verrai a trovarci in Veneto, insomma, a questo mi tolgono. Forse per Natale arrivi. Chissà. Speriamo prima. Spero prima, veramente. Ma hai qualche notizia? Diamo anche qualche notizia, perché ogni tanto sento alla radio di appunto turisti bloccati in giro per il mondo che fanno una fatica tremenda a trovare un aereo per tornare in Italia. Quindi anche tu mi confermi questo problema. Sì, prima accennava Caroline la difficoltà in questo momento, che mi hanno già cambiato 10 volte, no? Sempre più avanti. L'ultima è, anzi le ultime 2, che l'agenzia è legata alla TAP perché il mio volo è via Portogallo, certo. Che prima si diceva che poteva arrivare in Italia, per ora a maggio solo fino a Lisbona, quindi io come non c'ho voglia di stare lì ad aspettare anche perché poi ti toccherebbe fare due lockdown, cioè uno in Portogallo. Esatto, è vero. Allora, e questo è quello che hanno detto, che da giugno in poi. Allora lei mi ha domandato anche, ma ho sentito parlare che ci sono questi aerei che organizzati dal consolato. In effetti sì, però per la modica cifra di 1.000 euro. E io ho detto sinceramente in questo momento che non riesco a lavorare, mi dispiace, se questo è l'aiuto che possono dare io non ci posso, devo aspettare pazientemente che si apra il traffico aereo in Europa. La notizia che è uscita negli ultimi giorni è che per esempio per l'attività proprio di spettacolo sarà possibile rifarla all'aperto durante l'estate, ma secondo il decreto dobbiamo cantare e recitare con le mascherine addosso. Ma come si fa? Madonna. Come si fa? No, è impossibile.
Una cosa da follia proprio, follie, delirio vano è questo, cioè roba traviata. Sì, tra l'altro i settori sì. più colpiti sono quello artistico e quello turistico, E quello spettacoli, turistico, sono proprio i due settori che molti si chiedono, ma come facciamo ad applicare le regole? Cioè, cioè, come facciamo a sederci a un tavolino, mangiare con le mascherine? Cioè, non si capisce ancora bene queste regole, come saranno applicate. Adesso aspettiamo lunedì, in definitiva lunedì ci diranno, penso, qualcosa. Chiara, tu cosa ne pensi? A Roma che si dice? Io penso che ci sia una psicosi collettiva. È vero che molto spesso, soprattutto l'estate romana, mi spaventa perché ai romani piace infrangere le regole nei periodi di festa, quindi sono spaventata per questo. Però è anche vero che c'è una psicosi eccessiva, cioè dicevano dall'inizio che la mascherina non è obbligatoria laddove si mantenga la distanza di sicurezza. Quindi in un bel locale all'aperto, anche perché l'estate romana è calda e umida, si fa sentire, quindi non credo che si possa usare la mascherina senza svenire, mantenendo la distanza di sicurezza si può fare, cioè non possiamo stare reclusi in casa. Da noi in Veneto è un po' più rigida la cosa, noi siamo in realtà obbligati a portare la mascherina appena usciamo dalla porta di casa e dobbiamo avere o i guanti oppure il gel disinfettante. Noi questo abbinamento per noi è obbligatorio. Quando usciamo dalla porta di casa, ovunque andiamo, anche se passeggiamo, camminiamo, dobbiamo farlo. Qui in Veneto sono un po' rigidi, hanno paura che ritorni situazioni un po' che abbiamo superato e quindi almeno per ora non ci sarà soluzione. Però mi domando appunto nel momento in cui vai in un bar, se aprono i bar e ti siedi a distanza di sicurezza in un tavolino all'aperto, come fai a berti un durello con la mascherina addosso? Dovrai togliertela. E mi sembra anche un po' ridicolo rimettersela, bere e cioè, non lo so, sinceramente questa cosa qui. No, anche perché non ha senso, nel senso che tu ipoteticamente tocchi degli oggetti poi sul tavolo e quindi perché dovresti metterti le mani sulla faccia e toglierla? Cioè non si Giusto. spiega. Giusto. Allora, io adesso, vista questa parentesi un momentino molto bella e che mi è piaciuta e che ti dico mi ha anche convinto a sceglierti, nel senso che Chiara mi aveva posto delle alternative, ho detto no, Andrea è veramente un'ottima scelta, un'ottima guest star per questa tua vicinanza al mondo che un po' ci contraddistingue, perché noi come Venezia Channel diciamo che seguiamo il mondo del turismo e il turismo è cibo e vino, sono le due componenti principali. E adesso vorrei riportare il discorso sulle cose più serie, cioè sull'arte, sugli spettacoli che Chiara ovviamente saprà meglio descrivere. Io ogni tanto metterò qualche foto così a random e o tu Chiara o tu Andrea andrete in qualche modo a spiegarci di che cosa si tratta, perché io ve le metto un po' sorpresa, quindi anche per voi sarà una Più che sorpresa altro vederle. le scoprirò insieme a voi. Io e Andrea ci conosciamo, abbiamo legato molto, ma ci conosciamo da poco, quindi ancora sto scoprendo tutti i retroscena della sua vita artistica. Questa dove la siamo? conosco però. Qui Chiara. Vai Andrea, lascio parlare Andrea, non lo so. Comunque stavamo interpretando il musical di Anna Frank, dedicato alla vita di Anna Frank, nella giornata della memoria di appunto lo scorso gennaio. Quindi eravate a Anche Roma? Eravate a Roma? sì, a Roma, Teatro degli Eroi. Andrea è quella lì a sinistra con la pelliccia bianca e io, anche se non sembra perché ora sono bionda, sono all'estrema destra con i capelli ricciolini castani. Abbiamo perso nel frattempo Andrea. Ho visto la connessione, ma Nel adesso frattempo rientrerà. abbiamo perso Andrea, allora approfittiamo un po' anche per parlare con Caroline. Allora, hai sentito che insomma c'è un'altra giovane brasiliana che come te ama le tue stesse cose in pratica, no? Cioè un po' Sì, a me l'arte. piace, brava, sì, a me piace molto l'arte, comunque gli spettacoli. Immagino che a Roma ci sia ancora più, insomma,
Tornata, cosa da vedere? Ah, ecco, ritornata l'Andrea. Tornata Andrea. Mi dispiace, lui c'è, sì, up and down, un po' complicati, mi Allora, dispiace. ritorno su quella foto che stavamo commentando prima, che era una cosa che avete fatto a Roma tu Sì, e Chiara, giusto? esatto, ecco, Anna Frank, il musical. Andrea è stata la nostra vocal coach, cioè al di là dell'interpretazione del ruolo della signora Van Damme, eccola qui, Esatto. però è stata anche la coach di tutti gli attori, quindi anche persone che non avevano mai cantato e che si sono avvicinati per la prima volta grazie a lei. È stata una bella sfida, un bel lavoro, perché non è semplicissimo, il tempo comunque non era quello che era, insomma, 2 o 3 mesi, diciamo che per condurre un po' una voce, a trovare una sua strada, eccetera, non è semplice. Oltretutto la musica non era neanche semplice come scrittura, quindi devo dire che mi hanno molto sorpresa, io sono rimasta molto contenta, e lì tanta gente, ovviamente c'è una strada da fare, però molti dei ragazzi, devo dire, molto bravi, qualcuno era già avvicinato, aveva già avvicinato il canto prima, per carità, in altri corsi o con qualche maestro privato, insomma, qualcuno proprio zero, ma io devo dire che la voglia di fare è quella che ha comandato, poi alla fine il desiderio di fare un qualcosa che rendesse, che fossi bello, ha condotto tutti a dare del meglio, fare il meglio. È stato un bel lavoro. Quindi una bella soddisfazione anche sentirsi in qualche modo promotrici di una crescita, no? Cioè far emergere il talento anche in giovani che magari non sapevano di averlo o magari l'avevano trascurato. Sì, assolutamente. Beh, io devo dire che sono molto appassionata e cioè, non misuro sforzi per far capire, cioè, trovo 10 modi diversi per spiegare la stessa cosa, quella che può essere più semplice per una persona, cioè cerco di capire qual è la difficoltà e da lì mi immagino tutte le possibilità per dare una visione, no? Perché il canto è proprio un'idea, però tu devi dare degli spunti, perché tante volte le persone dicono come si fa, cioè proprio da dove devo andare, quindi devi usare il corpo, devi tirare fuori, non è solo una questione di gola, no? Di voce, Corde vocale, certo. è tutto, è il tuo corpo, è la tua anima, è un insieme di cose, il pensiero, cuore, energia, eccetera, e poi certo l'orecchio, sentire le nuanze, cioè, però un passo dopo passo, ecco. E qui Andrea dov'eri? Ti Questo ero vedo qua, a San Paolo. con un piglio molto... una personalità forte. Sì, lì ero Zerbinetta dell'opera Arianna a Nasso di Richard Strauss, un'opera tedesca piuttosto difficile. Il ruolo di Zerbinetta devo dire che è stato uno delle sfide più grandi, se no il ruolo più difficile che ho mai eseguito. E Zerbinetta, ecco, lì è il teatro nel teatro, no? La prima parte si è il teatro in sé, cioè tutta la storia, questa è una compagnia di attori, attrici che poi sono convocati per recitare Arianna Nasso in un determinato luogo, quindi è il teatro nel teatro. E Zerbinetta ha un ruolo difficilissimo, io mi sono molto divertita, ma ho sudato anche parecchio. Qui invece andiamo su un'immagine che penso i più un po' riconoscano, insomma, un'immagine Che bella! abbastanza... Che cos'è la Madama Butterfly? Questa è la Madama Butterfly. Questa l'ho fatta a Isola del Giglio, ma l'avevo già cantata a Milano e altre città nei dintorni, insomma, no? Dei teatri lombardi e anche alla Spezia. E dopodiché l'ho fatta a Isola del Giglio, ho fatto anche Ripatranzane nelle Marche. Butterfly è stata una scoperta, è un ruolo decisamente molto difficile. Sì. Diciamo che io l'ho studiato col mio maestro e lui mi ha sempre detto si può fare anche con una voce che non è un soprano lirico spinto, perché io non sono assolutamente sono un lirico di coloratura,
ma lui ha detto perché il carattere, dando sempre un carattere, sapendo dove appoggiare bene diciamo le frasi, dove dare un tono da una parte, comunque è sempre una bambina, non bisogna scordare quello, poi ci sono i momenti un po' più drammatici, cercare sempre molto equilibrio, e quindi l'ho studiato moltissimo, questo ruolo è un ruolo difficilissimo, chissà più avanti spero di reinterpretarlo, insomma, cioè il tempo passa e è Traviata, Traviata, la grande Traviata. Traviata è cavallo di battaglia mio, l'ho fatto tantissime volte, in Italia, fuori, San Paolo, Rio, in Italia in diversi posti, questo è di Iesi, quando è stato il mio debutto, ed è stata un'esperienza meravigliosa, mi ricordo il vestito quanto pesava, forse... Vedo che ha parecchie... È bello, ma penso che fosse anche un po' una tragedia portarlo addosso, Era spostarsi. pesantissimo, e poi sotto la sottogonna non era una sottogonna così fatta leggera, era di ferro, non sto scherzando, quindi pesava 1 tonnellata. Come lo mettevi? Stavi un attimo, capito? Guarda, ci vuole tanta energia per fare l'opera, sicuramente, tanta energia, altro che E solo qui voce. invece sei volata un po' lontano, mi dicevi. Qui Questo è il ballroom, cioè la sala di ballo, che è una cosa spettacolare, del Burj Al Arab, il famoso hotel a 7 stelle, quella vela di Dubai. Wow. Dove ho cantato in una cena dove c'erano solo delle personalità, guarda, in quel momento non mi rendevo conto di quello che c'era, delle persone, c'era il mondo lì dentro in quel momento, e quell'abito che sto usando, che è un costume di scena, era di quando avevo fatto qui in Brasile Olympia dei racconti di Offenbach, e loro volevano una cosa oltre al solito vestito da scena, insomma il vestito di concerto, un qualcosa di particolare. Ho detto, beh, posso chiedere se questo abito può arrivare a me e lo portiamo a Dubai, così sarà un momento molto particolare. Così è andata e è stato molto 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 apprezzato, me lo ricordo ancora, sta bella. come sono questi posti così estremamente irraggiungibili come Dubai? Come l'hai vissuto anche personalmente, oltre che come lirica? In quegli anni stavano ancora, diciamo che era in progetto, era l'inizio della costruzione di The Palms, che ormai è già fatto, insomma ormai Dubai non è più la stessa di quando sono stata lì, che sono più di 15 anni. Io sono rimasta molto colpita di questo hotel in particolare, mi ricordo ancora che come sono entrata io... sono rimasta così impattata da quello che vedevo, che sono rimasta per qualche secondo così, no? Tipo, dove sono? Cioè, esiste? Più o meno questa è l'idea. E lì, praticamente, dove tocchi, quasi tutto è di oro, cose straordinarie. Io non è che ho dormito lì, io sono andata solo per cantare, abbiamo fatto il nostro show, e dormivamo comunque in un altro albergo, che loro chiamano Two Towers, che era bellissimo altrettanto, insomma, si stava molto bene. Questo è Hansel e Gretel. Hansel e Gretel. Ma qui dove eri? E questo è a San Paolo, anche questo è San Paolo. Sempre a San Paolo. Mm-hmm. Ed è stata un'altra produzione che abbiamo ripetuto. Io sono venuta in Brasile, non so, 4-5 volte in 5 teatri diversi. L'abbiamo ripetuta quasi per 4-5 anni di fila. Bene, perché io tornavo, oltre che un po' rivedere la famiglia, un po' rivedere tutti, potevo anche lavorare e anche guadagnare, e che non va male. E quindi è stata una stupenda, un'altra di quelle cose indimenticabili per me, per la mia carriera, insomma. Ma io devo farti i complimenti, perché da queste poche foto che sono riuscito a caricare, veramente hai una varietà di situazioni che hai affrontato che sono veramente eccezionali, cioè anche una polidricità di recitazione, penso che ti fa i complimenti, cioè sei un personaggio che sa essere, che sa adattarsi a varie situazioni. Chiaro, tu che sei nell'ambiente, cosa fai una recensione su Andrea Ferretti? L'ho messa alla prova, perché io più che altro mi sto dedicando al teatro ragazzi, ai bambini, e quindi ho messo alla prova Andrea, nel senso che le ho chiesto di fare uno spettacolo per bambini, che penso che sia un'impresa coraggiosa più della Traviata. Più o meno sì, poi dico... Ma adesso ha fatto la mia regina
le nevi, Ma Andrea. allora Chiara, avete un progetto adesso appena Andrea torna fra qualche momento? Ci sarà da preparare qualcosa, no? Chi lo sa, si vocifera che riprenderemo il musical di Anna Frank, quello sì, per la giornata della memoria, quindi nel gennaio del 2021, quello sicuramente. Per il resto non lo so, Andrea, se tu hai qualche speranza in più, perché fino a Natale secondo me saremo qui purtroppo. Potremo fare un po' di lezioni, studiare, già mi sembra un miracolo in questo periodo, non so come sarà. Proprio, prevedete proprio ancora tempi fermi, insomma. Credo che il mondo diciamo che forse. Sì, per andare da Andrea adesso dovrei fingere che è la mia fidanzata per potermi muovere di casa. Ma no, da lunedì ci si può trovare anche tra amici, mi sembra. Mi sembra aver capito che fare le cene a casa degli amici. Solo le cene? Vabbè. Allora, tu Carola invece cosa vorresti chiedere ad Andrea? Sì, io volevo chiedere, chiedere, sì, più che altro, da dove viene la passione per il canto? Cioè, sei a casa da bambina, qualcuno ti ha visto cantare? Come mai ti è venuta questa cosa di cantare? Perché veramente è un po' particolare, no? Specialmente in Brasile, che non c'è una cultura così del canto. Cerco di essere straveloce, ma neanche a casa mia c'era questa cultura, anzi è tutt'altro, neanche a casa proprio zero, sono nata proprio, sai, come si chiama, il Calimero, siamo lì, più o meno così. Ecco, io in verità inizio come pianista, io sono pianista prima di essere cantante, sono laureata in pianoforte proprio all'università. E quando studiavo pianoforte, cioè non nei primi anni di conservatorio, ma dopo, quando ho seguito all'università, ho fatto Nespi, all'università qui a San Paolo, che forse lei conosce. Lì io cantavo nel coro, come tutti devono fare, sai, le lezioni di canto corale, bla bla bla. E hanno incominciato a chiamarmi l'attenzione perché la mia voce aveva un metallo, aveva un colore che comunque spuntava fuori, cioè, e dicevano guarda che c'hai delle qualità vocali, dicevo guarda che io studio pianoforte, e così è andata 1 2 anni. C'è una persona in speciale che era un'amica mia dell'epoca, che l'ho persa di vista, che veramente mi ha fatto, cioè è stata dietro, tu devi studiare, devi farlo, devi fare, devi credere, devi fare. Io dicevo guarda che io ho sempre cantato Roberto Carlos, cantavo qualche cosina della musica popolare brasiliana, nel senso che era una cosa bellissimo, sì. molto così. Io anzi, il canto per me lirico, per me era un disturbo nella mia mente da pianista. A me piaceva solo l'orchestra, il pianoforte, bla bla. Il che, ecco, lì a iniziare a suonare, cioè nel senso a accompagnare, fare musica da camera con i cantanti, spesso e volentieri, quello che mi è capitato all'università, ho cominciato a trovare veramente la bellezza del ruolo, infatti il legame con ovviamente il teatro, no? Quello è un ruolo, le caratteristiche psicologiche, il perché fa una cosa, il perché dice un'altra, poi il contesto. E piano piano questa cosa non lo so, è stato come un vicino, no? Sono stata mi ha preso mi ha appunto da qualche parte mi ha rubato. Io ho finito il pianoforte, ma in parallelo ho fatto un'altra volta le prove per l'università e sono riuscita ad avere un posto nell'aula di canto, e da lì guarda non mi sono più fermata. Il pianoforte è stato il mio grandissimo aiuto, perché il pianoforte è basilare, sicuro, tuttora lo suono, insegno anche pianoforte. Ma il canto poi è quello che veramente ho potuto, mi ha fatto volare di più, decisamente. Ho volato, ho girato parecchio il mondo. È così. Bello. Sì, infatti ho visto che hai visitato tanti paesi, insomma, con canto. E volevo anche chiedersi se c'è qualche differenza tra il pubblico tipo brasiliano e il pubblico italiano, quando fai le tue presentazioni, se senti qualche, insomma, differenza. Del pubblico sì, poi anche a seconda di dove sei in Italia. Fa differenza. Diciamo che è un pubblico più comportato, nonostante sia insomma molto fervoroso, però come il Brasile non c'è. Se uno vuole avere Andrea? Un po' fermato. Ti sei un po' fermato? Ritorna a ferire.
Sì, sì, perché la gente è esplosiva, qui la gente è bravo, qua e su e giù. Ok, mi stanno dicendo che funziona adesso wifi perché sto usando quella del telefonino, però è meglio che rimanga così. E quindi sono fervorosi qua, sono veramente esaltati, è una cosa in piedi tutto. In Italia un pelo più contenuto, non c'è che dire, però devo dire che ho avuto immense soddisfazioni anche in Italia, perché diciamo che forse sono più contenuti, però se ti applaudono, se ti dicono bravo, brava, quello che è, perché li ha colpiti, e quindi per me forse è anche più veritiero di un qualcosa Sì, un perché po' c'è una troppo... conoscenza più grande, no? Anche della Esatto. cultura, insomma. Esatto, qui ti dà tante soddisfazioni, però lì io devo dire che è una soddisfazione ancora più grande, perché vuol dire che stai riuscendo in quello che è cioè il centro, il fulcro della cultura dell'opera nel mondo, sta lì, è nato lì, e quindi se tu comunque riesci a entrare nel cuore della gente, avere degli applausi belli, insomma, di quelle manifestazioni così calorosi, è indiscutibilmente è un grosso piacere, è una soddisfazione, stai facendo qualcosa di bello, che ha un valore, insomma, ecco. Io vorrei trasferirvi 2 messaggi che sono arrivati. Allora abbiamo Lucia Ferratello che dice: Lucia! Andrea, torna a Verona. Lucia vuole vederti a Verona. Caspita, quanto tempo, Lucia! Caspita, un'amica grande, il marito Andrea Vernato, persone stupende, il bimbo che è il bimbo più bello del mondo, Federico, che io dico sempre. Mi mancate moltissimo, io purtroppo sono ancora qui e spero, sarei venuta a Vinitaly, che è stato cancellato naturalmente, e quindi spero di poter venire indipendentemente da sì, ma ci dovrebbe essere una manifestazione ad ottobre, una piccola manifestazione sempre organizzata dalla Fiera di Verona a livello internazionale, quindi ti terrò informata che se sarai arrivata in Italia, potremo averti ospite qui. E poi c'è un altro commento con la bandiera brasiliana più delle stellette da parte di Riccardo Scacchetti. Non lo conosco, però lo saluto. Lo ringraziamo, grazie Riccardo. Assolutamente, grazie. Ma adesso nello stesso tempo hanno paura che vai a Verona, allora è intervenuto Raffaele Paglione e dice: Andrea ci serve a Roma. E lì Chiara, voglio dire che Chiara lo conosce anche. Raffaele Paglione è il nostro compositore della Anna Frank del musical, bravissimo musicista, veramente un fenomeno. Ciao Raffaele. Fammi arrivare a Roma intanto, giustamente, intanto arrivo a Roma. Tanto arrivi in Italia e poi insomma... Arrivi in Italia. Sì, perché per ora abbiamo un altro blocco noi, che è quello regionale. Per ora noi in Italia non possiamo spostarci da una regione all'altra, se non per motivi particolari. Quindi abbiamo ancora tante difficoltà da superare, per cui intanto, come dici tu, un passo alla volta, intanto arrivare in Italia e poi vedere, insomma. Chiara, tu che dici, insomma, cioè tutti, ma ecco, un'altra domanda che io vorrei fare, intanto Raffaele dice Hotel Beatrice, Riccardo Scacchetti, Riccardo, giusto, scusa Riccardo perché ogni tanto anche io delle amnesie. Riccardo è un ragazzo, un giovane, che ha preso in gestione un bellissimo hotel vicino a Este sui Colli Euganei, che però lui è brasiliano, adesso non mi ricordo Riccardo da dove sei, ma l'ho conosciuto perché siamo andati lì a trovarlo e lui è brasiliano, è venuto qui a prendere questa attività, quindi Riccardo sicuramente ti vorrà vedere quando verrai qui in Veneto. Nel frattempo, già che ci sono Giorgio Benati, Giorgio Benati, anche lui vi saluta, insomma un po' alla volta state mietendo follower, come si suol dire, insomma. No, io volevo chiedere un'altra cosa un po' personale, ma così, come mai che siete venute in Italia? Caroline, tu hai io so che c'è una ragione un pochettino personale, no? Sì, no, io sono l'amore... venuta...
Sì, dopo sì, ma la prima volta sono venuta proprio per studiare la lingua, perché facevo già italiano in Brasile tramite il consolato lì, insomma c'era il corso di italiano. Dopo sono venuta a studiare qua proprio a Padova. Dopodiché sono tornata, però mentre ero qua ho conosciuto quello che Eh, dopo è diventato mio marito, poi sono tornata. Quindi è da più o meno quindi- 15 anni che sono qui. E tu Andrea sei venuta Hai invece per avuto un lavoro? bellissimo accento anche, un accento, a me piace molto l'accento veneto, l'hai adottato un pochino. Vero, mi dicono tutti, io non riesco a cogliermi perché insomma ho imparato qui, però dicono di sì che c'è un po' di accento, sì. C'è sicuramente. Cioè, C'è. e tu No, Andrea l'amore c'entra, non c'entra? No, no, niente. non c'entra No, niente, c'è che l'amore per la peccato. musica, Per la musica. assoluto, diciamo. Io mi sono trasferita in Europa, abitavo in Svizzera prima, il mio intento era di trovare un posto in un teatro tedesco o svizzero e in quell'anno lì avevo fatto anche un concorso a Barcellona che ho vinto anche un premio molto bello e con quei soldi lì ho vissuto un anno, ho potuto mantenermi un anno. Barcellona, sì, beh. E Ma non andare stavo a Barcellona. In Germania il clima è più triste, si sta meglio in Ah, no, Italia. no, il concorso l'ho fatto a Barcellona, io ho vinto questo premio, però ho vissuto in Svizzera praticamente un anno e lì era molto interessante come punto, che era vicino al lago di Costanza, quindi molto vicino Certo. all'Austria, vicino alla Germania, quindi Bello. facevo un po' di audizione, è bellissimo, sì, sì, bellissimo. Solo che la Svizzera non è comunità europea, io sono cittadina europea portoghese, perché di famiglia sono portoghese, e quindi naturalmente dovevo decidere. Mi è capitata un'audizione a zona bergamasca, che facevano un'opera studio del Don Pasquale di Donizetti, quindi lì la zona proprio la patria di Donizetti, no? Visto che era bergamasco, e mi hanno presa. E lì ho deciso che, ho detto, beh, ancora non so se succederà qualcosa o no in questa zona un po' tedesca o quello che è, però intanto me ne vado in Italia. Vado a vedere. E lì sono partita, sono rimasta. Dopo, per carità, sono venute anche le cose, diciamo, a livello personale, ho avuto anche sicuramente Belle situazioni, sì, delle belle beh. situazioni, ma Certo. l'intento era fare, insomma, trovare un mio spazio, imparare le lingue, approfondire, cioè veramente l'italiano è stato fondamentale, lo conoscevo, però vivere in Italia è completamente diverso, che qui cantare in italiano vedo che purtroppo, cioè i colleghi meravigliosi, bravissimi, ma c'è una grossa differenza di vivere la lingua e di cantare nella lingua. Cioè, Certo. l'italiano sì, c'è una bella differenza. Immagino. Mm-mm. Allora Chiara, ci avviciniamo alla fine, abbiamo ancora 10 minuti per fare un po' di conclusioni. Intanto ti ringrazio Chiara perché hai sempre delle ottime idee, la volta scorsa ci hai portato... Hai visto quanti follower ti ha portato Andrea stavolta? Quanti commenti? Sì, no, ma è veramente stato... allora, io penso sempre che chiamiamolo un canale come il nostro, una piattaforma come la nostra, deve essere una piattaforma, come dire, di situazioni culturali. Poi è ovvio che la cultura la trovi dappertutto, basta saperla trovare, la cultura enogastronomica è una grande cultura, però dimenticarci di certe arti come è il teatro, la recitazione, il canto è un peccato perché effettivamente è un po' nel nostro DNA. Magari negli ultimi anni un po' l'abbiamo tralasciata, magari i fondi non sono andati, le compagnie non sono state aiutate, magari c'è stato un po' da parte del governo un po' di trascuratezza rispetto magari ad altri paesi che invece, come diceva Andrea, finanziano il settore in modo più importante. Ma penso che bisogna ritornare a queste arti perché fanno parte del nostro DNA, come dice Andrea, qui insomma il bel canto, la recitazione, i teatri, ci sono paesi piccolissimi che hanno dei teatri straordinari, dico, ed è un peccato che non ci siano effettivamente certe volte i cartelloni adeguati a questi teatri, quindi si perde poi anche la cultura, perché se la cultura non la rappresenti anche le persone non hanno modo poi di seguirla, e ci sono ovviamente poi cartelloni come dire, più internazionali, più nazionali, più locali, ma sono comunque bellissimi.
carissimi, io ho una passione per un paesino che nessuno di voi conoscerà, si chiama Lonigo. Lonigo è in provincia di Vicenza. Ha un teatro che è stupendo, cioè all'interno di questo teatro, se vai dentro, è incredibile. E una volta io ho visto un post, anzi era un filmato YouTube, da parte di una scolaresca, un gruppo diciamo tedesco, che era andato lì per fare un concorso loro, ma sono rimasti entusiasti. Cioè, in realtà tutto questo fa parte della nostra grande proposta turistica. Cioè, Roma, vabbè, Roma e Venezia non si discutono. Ci sono dei posti che sono sottovalutati o che vanno scoperti. Esatto. Io ad esempio da bambina andavo sempre in vacanza in un paesino che forse qualcuno di voi conoscerà di nome, che si chiama Falerone, ma veramente è un paese di 5 case in croce con la chiesa, ed è in provincia di Ascoli Piceno, da quelle zone lì. E a Falerone c'è un grandissimo anfiteatro romano che negli ultimi anni è tornato piuttosto attivo nel panorama teatrale. E la mia famiglia aveva una casettina piccola proprio alle spalle dell'anfiteatro, che noi chiamavamo la casetta, appunto, e dove ci potevano dormire 2 o 3 persone al massimo d'estate. E quindi io mi ricordo che quell'anfiteatro ancora non era pubblico, e io e i miei cugini giocavamo in mezzo ai resti romani, era una cosa bellissima. Adesso l'hanno riabilitato, sì, e ci vanno un sacco di persone, infatti sto cercando di battermi affinché la casetta, la famosa casetta dove noi andavamo a giocare in vacanza, possa diventare magari una residenza artistica, e quindi poter ospitare in mezzo alla natura, non so, gruppi di attori, di scrittori per creare dei progetti. Tra l'altro, Chiara, io penso che questo possa essere anche il momento giusto, nel senso che ovviamente questa epidemia lascia il segno, oltre che con tutto il suo peso di morti che si lascia alle spalle, anche dal punto di vista organizzativo, cioè lo stesso turismo non sarà più per un periodo un turismo di massa, ma dovrà essere un turismo molto più di prenotazione, di piccoli gruppi, di famiglie, e credo molto in questi borghi, in questi posti dove effettivamente non creeresti assembramento, creeresti valore turistico abbinato ai cibi, perché poi abbiamo un patrimonio dal punto di vista gastronomico incredibile, cioè lo stesso salame tu fai una vallata e lo fanno in modo diverso, è lo stesso però fatto con 2, tra virgolette, tradizioni diverse. Quindi abbiamo talmente una varietà nella nostra proposta gastronomica che è incredibile, cioè tu non riuscirai mai a provare tutto quello che c'è in Italia, cioè dovresti vivere 1000 anni, no? E quindi effettivamente proporlo abbinato a queste grandi cose che abbiamo, come dici tu, anfiteatri, teatri piccoli, eccetera, non creerebbe assolutamente assembramenti, non avresti concerti da 10.000 persone, e un po' alla volta potremmo riappropriarci di uno spazio che adesso ovviamente non abbiamo più. Quindi io spero che il governo e i nostri politici capiscano questo e diano spazio a queste strutture un po' piccole, un po' anche, penso che avrete avuto anche voi questa esperienza, no? I vecchi negozi di vicinato si definiscono in modo così, cioè le botteghe. Io in questo periodo andavo più volentieri in un negozietto piccolo che entrava una persona alla volta, sapevi che non c'era nessun altro, piuttosto che andare in un supermercato che c'erano dentro 50 persone, 100 persone a seconda della grandezza, cioè dobbiamo riappropriarci di dimensioni differenti. Finora il grande era bello, no? Era economico, eccetera. Penso che adesso forse una dimensione più piccola sia migliore, insomma, ecco, e quindi anche la recitazione diventi un po' per gruppi di persone. Non so se sbaglio, Chiara, tu che un po' hai anche questa passione un po' di recitare per... No, sono d'accordo con te, fra l'altro io sinceramente adesso preferisco, ho scoperto, soprattutto ho riscoperto in questa quarantena
la vera passione che ho io, che è nello scrivere per le altre persone. Io in realtà nasco con la scrittura da quando ero veramente piccola, cioè mia mamma mi racconta che a 6 anni ho iniziato a scrivere le prime poesie e mi guardavano tutti straniti, perché insomma a 6 anni magari uno pensa ad altro. Poi è passata la mia fase ribelle in cui ho detto no, non voglio scrivere, io devo stare per forza sul palco. Invece non bisogna stare per forza sul palco, ecco, questo è quello che sto capendo anche in questo periodo. C'è modo di invece investire le proprie energie, tra virgolette, dietro le quinte, ma non per rimanere nascosti, ma per andare a costruire qualcosa magari di più importante. Certo. No, è importante questo che stai dicendo, perché secondo me dobbiamo in qualche modo evolvere, no? L'uomo ha sempre fatto una evoluzione, no? E chiaramente quando arrivano questi momenti che incidono pesantemente sulla nostra vita, dobbiamo evolvere in altre situazioni. Vorrei anche approfittare dell'occasione, sia per Caroline che per Andrea, per ricordare che noi abbiamo anche poco utilizzato, ma che adesso grazie magari sia a Andrea che a Caroline potremmo riutilizzare di più, un canale Facebook che si chiama Venezie Channel International e che era idea nostra, poi purtroppo ci siamo fermati per motivi Covid, ma potremmo comunque, Caroline, pensare a qualcosa, utilizzarlo proprio in lingua, cioè volevamo in qualche modo in questo spazio mettere dei post, dei contenuti che fossero in inglese e in portoghese, perché ci piaceva molto questo abbinamento col Brasile, sia perché c'è una grande comunità italiana in Brasile, c'è una vicinanza molto, molto forte tra Italia e Brasile, insomma. E poi in passato abbiamo avuto anche un'altra collaboratrice che oggi non è potuta essere qui, e abbiamo anche altri contatti che nel frattempo andremo a... Quindi il Brasile ci è un po' vicino, anche se è lontano, e ci piacerebbe un domani, quando non ci saranno più queste limitazioni, portare anche qualche famiglia brasiliana a accompagnarla in qualche luogo un po' particolare, appunto. E quindi voglio ricordare a voi, a chi ci segue, di questo canale, e in modo che magari la prossima volta, perché non facciamo una diretta tutta in portoghese? Io non parlo portoghese, Possiamo eccetera. provare? Siccome abbiamo un altro paio di amiche, eccetera, perché non provare? Troviamo un bel tema, e se tu, Andrea, sarai ancora lì, ma comunque anche se non lo fossi, comunque tu sei sempre... Ci sono problemi, anzi sarò ancora in esatto. quarantena magari. Esatto, hai tempo. Sì. Hai tempo da dedicare, e quindi volevo ricordare a tutti questo. Inoltre ricordo a tutti che noi abbiamo questi contenuti anche su YouTube, contemporaneamente la diretta esce su YouTube, e YouTube può essere più... Oh, ecco Stella che si è collegata, grazie Stella, e stavamo pensando proprio a te, ne abbiamo parlato con te, Caroline, giusto? Sì. Esatto, e abbiamo detto la prossima volta invitiamo Stella e facciamo una cosa veramente eccezionale. Quindi Stella, continua a seguirci, perché ti chiamerò, ti manderò un messaggio, perché stiamo organizzando una cosa che ti vedrà protagonista, quindi grazie del tuo collegamento intanto. Volevo concludere appunto dicendo che tutti i contenuti sono anche su YouTube, e quindi sono più facilmente ritrovabili, tra virgolette, e che poi Chiara obbligatoriamente farà un piccolo riassunto, un abstract di questa diretta con alcuni passaggi, in modo che faremo anche un piccolo richiamo nel nostro magazine, che è anche il nostro sito www.veneziechannel.com, che Venezia è Venezia con la E finale al plurale, quindi veneziechannel.com, dove troverete appunto alcuni passaggi di questa diretta, e soprattutto il link all'intera puntata su appunto YouTube. Che altro possiamo aggiungere? L'ultimo pensiero prima del brindisi finale? Una frase a testa. Lo lascerei ad Andrea, che era il nostro ospite. Una frase a testa? Anzi, scusa, posso fare una cosa?
Andrea, ci fai, non lo so se ti va, però perché non l'avevo preparata, un pezzettino di Libiamo i lieti calici Oddio, per brindare. 2 frasi. Non lo so, non canto da un secolo. Vediamo. Perché essendo non a casa mia, se faccio troppo casino, qui insomma, quindi, però sì, perché tremano le pareti. Vediamo. Libiamo la tazza, il critico vannuti a bella griso, in questo paradiso. Grazie, sei stata Brava! gentilissima. Cincina a tutte. Bravissima. Cin Cin cin. cin. Sì, sì. Adesso... Però io sono curiosa di sapere cosa bevete. Ah, benissimo. Allora, parto io. Io parto da una proposta qui, ovviamente, del territorio. Tu sai che noi qui sui Colli Ugani abbiamo la glera, che sarebbe il vitigno Glera. del Prosecco. Però Esatto. qui lo chiamiamo Serprino perché ovviamente il prodotto poi, anche se la vita è la stessa, cambia, perché ovviamente cambia il terreno che è più vulcanico e tanti altri fattori. Quindi abbiamo la versione del Serprino come questa, leggermente frizzante, quella che sto bevendo io, e abbiamo quella spumantizzata. E sinceramente questo Serprino vive all'ombra purtroppo del Prosecco perché è come dire il vino di riferimento, è la bollicina di riferimento, Sì. però è da provare e quindi invito tantissimi che se trovano sugli scaffali un Serprino dei Colli Ugani, non so se si veda, non molto, forse dalla telecamera, comunque Colli Ugani, Serprino, poi dipende dalla cantina che preferite, sono tantissime cantine molto piccole qui di ottima produzione, anche la cantina sociale fa degli ottimi vini e quindi io ho approfittato proprio perché comunque la bollicina dà sempre un po' la gioia. Poi tra l'altro a me i vini con la bollicina, chissà perché partendo dallo champagne, mi sono sempre piaciuti. Chissà perché. Chissà perché. Bene, Tu Andrea invece cosa Beh, io confesso che non sono in Italia in questo momento per il vino. Questo è un Pinot Nero, cioè il Pinot Noir, è un Borgogna, vediamo se riesco a far vedere. Certo. Un territorio che io amo moltissimo, devo confessare, il vitigno, il Pinot Nero è, se no il mio preferito, direi che è il mio preferito. Così, è un vino secondo me è straordinario, elegante, longevo, tira tanto. Il Pinot Nero è spettacolare, oltre che fa parte anche dei champagne, è uno dei vitigni dei champagne, però io amo proprio la Borgogna e quindi questo ha 16 anni, è stata una bella sorpresa quando è stato aperto, è incredibile. E poi il Volnay è un territorio che ti ricorda, cioè è riconoscibilissimo. Io sono stata in Borgogna più volte, quindi ho fatto tante degustazioni lì, è incredibile come si fa riconoscere, c'è una delicatezza ma allo stesso tempo un'impronta molto potente del territorio. Certo. Tu Chiara? Io sto bevendo il Gewürztraminer, non so descriverlo perché non sono una sommelier, ma è uno dei miei preferiti. È un vitigno aromatico. Sì. Bello. Lo vediamo già un po' dal colore del bicchiere, appunto, l'aromaticità la notiamo già. E Caroline? Io un lambrusco perché sono amante del rosso, però anch'io non essendo una sommelier non potrei parlare tanto del vino. Però a me piace il rosso, è un po' frizzante, ecco. Tra l'altro il Lambrusco sta crescendo molto, nel senso che una volta era un vino un po' così da fiasco di vino, no? Il Lambrusco è nato nel suo bel fiasco, nel suo contenitore. Adesso ci sono dei viticoltori che stanno facendo dei prodotti molto centrati ed è merito, come dire, di queste nuove generazioni di viticoltori che prendono in mano magari l'azienda dai genitori e vogliono progredire, quindi in qualche modo affinano il loro progetto enologico e vanno avanti con dei prodotti molto interessanti, quindi anche nella zona del Lambrusco, cosa dici Andrea, c'è qualcosa di interessante, vero? Interessantissimo. E poi ecco, lo potrà dire ancora meglio mio amico Giorgio che stava online, o non so se è ancora lì,
Giorgio Benati, che è proprio della zona di Reggio Emilia, vicino di Correggio. Correggio, infatti ce lo dice. Esatto. Giorgio ti vuole a Correggio. Esatto, io devo tornare perché veramente mi manca tanto, sono persone straordinarie, lì Lambrusco è la sua patria, insomma, diciamo, la patria di Lambrusco è quella zona. Io ho potuto assaggiare dei lambruschi straordinari, non solo lì, ma in Italy poi c'è tanta scelta in quel momento, e infatti esattamente come hai descritto, i giovani stanno prendendo in mano e stanno facendo innovazioni, approfondimenti, stanno dando veramente una qualità straordinaria a vini che una volta stavano nel fiasco, ecco. E adesso sono presentati in tutt'altra chiave. Certo. Ultimo messaggio, sempre Stella che ci ringrazia, dice obrigada, cosa vuol dire? Obrigada, grazie. Obrigada a você. Obrigada Stella. Ecco, bene, Stella, grazie ancora, grazie a voi di essere intervenute, siamo a 59:42, quindi siamo perfettamente in orario, chiudiamo. Come ripeto, io adesso mando una sigla particolare che è di un cantautore che Cecè Barretta, che sicuramente non conoscete, però ha fatto una bellissima canzone un po' per il periodo, che in qualche modo dice le difficoltà che abbiamo ogni giorno, quindi vi invito ad ascoltarlo e ci troviamo alla fine qui per i saluti finali. Mando la sigla, a dopo. Un attimo solo perché eccoci qui. Costruire un futuro migliore, che tutto passerà. Vorrei tanto abbracciarti, vorrei starti più vicino e a ridere e scherzare con un bel bicchiere di vino. Vorrei tanto abbracciarti, vorrei tanto stare insieme. Sai che non posso farlo e perché ti voglio bene. Bene, speriamo anche noi di poterci togliere la mascherina quanto prima e ritornare un po' a brindare a tu per tu come facevamo una volta. Grazie ancora a tutte. Grazie a voi del bellissimo invito, grazie Chiara, grazie Carolini, grazie Luigi davvero di cuore. Grazie a tutti. Obrigada. Cin cin. Obrigada. Cin cin.